La seconda corsa, seconda prova di Super Frustino 2025, la quarta eliminatoria o semifinale. Vede al via cavalli di 4 anni sul miglio: Farabutto Stecca, Flame di Frullino, Falco Trio, Fever 3F, Fixlove NP in prima fila, Friulano Jet, Fanny Guy TC, Fairplay Fox e Forever di Casei in seconda. I favori in chiusura per Falco Trio, numero 4, Lorenzo Talco Junior. Macchina che accelera e stacca, veloce, non parte Falco Trio ed è invece il numero 3, Frullino. Numero 10 Forever di Casei squalificato, numero 2 Flame D squalificato. In seconda posizione invece rimane Farabutto Stecca. E al comando dunque Frullino con bella partenza dal numero 3, Farabutto in seconda posizione, poi è rimasto invece confinato all'esterno Fixlove e c'è la progressione in terza corsia da parte di Falco Trio, che dopo 500 metri arriva a ridosso di Frullino. All'esterno anche Fixlove HP fino alle prime battute, se ne vanno intanto i 600 iniziali in 47,1 con Davide Di Stefano che conduce. Frullino al comando dunque, al suo esterno agisce il favorito Falco Trio, a contatto Farabutto Stecca con all'esterno Fixlove, poi un'altra pariglia formata da Fever 3F e Fanny Guy TC, gli altri a seguire in coda, chiusi da Friulano Jet. Intanto 1,17,5 il passaggio al chilometro e siamo a poco più di 500 dalla conclusione, con Frullino che cerca di allungare sotto la spinta di Falco Trio. Rimane a contatto Farabutto Stecca, che però al paletto di 400 metri finali perde qualche battuta, gli altri faticano a progredire, si staccano in lotta Frullino e Falco Trio. A 300 dalla conclusione Frullino riguadagna una lunghezza abbondante di margine su Falco Trio che deve ripiegare. Completata la curva, ingresso in dirittura d'arrivo, ultimi 150 metri di gara per Frullino, che nel finale allunga ancora per staccare e vincere sullo stesso Falco Trio, mentre per il terzo sul palo probabilmente il numero 5 Fever 3F, che ha ragione di Farabutto Stecca. La vittoria dunque per Frullino e Davide Di Stefano, che sostituisce Roberto Vecchione. Il training è quello di Maurizio Visco per conto della signora Emanuela Lelli. Andiamo a rivedere le battute finali. Frullino che in percorso di testa domina la scena, precedendo un buon Falco Trio che a sua volta precede Fever 3F che finisce terzo davanti a Farabutto Stecca.